puntualmente a zona. Si prova Quaroni da 3, prima sbagliato, adesso lo mette. Attenzione, 29-16, massimo vantaggio Verona. 4,53. Porta, accelera, vede come si muove l'avversario, appoggia al dentro il suo tiro, questo lo mette con semplicità, sempre lui. Vediamo se c'è una zona, sì, una zona, però una zona pressata che va per raddoppi, Trepagna subito vanifica la difesa. Giannis rimbalza, poi Childress, sottonata contro, vediamo Childress, questo tripla, bravo. Infila da 3, Childress va via sulla linea di fondo, si allontana, Stefano, 7 secondi, Childress con l'errore, porta, sì che ce la fa, Trepagna da schiacciare, eccolo! Jeff Trepagna! Pensava al quarto fallo di Jurevicius, ecco, invece Tato Dickens poco fa sbagliato, adesso realizza, e attenzione, Jurevicius sbilanciatissimo da 3, non fischia un fallo, lui protesta e attenzione perché rischia il tecnico. La tripla di Childress in faccia sua si insacca. Childress adesso prova l'entrata ma vista fuori su Stefano che poi va a tirare da mezza distanza sbagliando il tiro. È arrivato Giannis che riapre a sua volta. Zanetti da 3, eccola là. Si allunga il break. 8-2. Stefanov aspetta il blocco di Chiarello, si va fino a centrellare, Giannis dentro la palla appoggiandola al dentro, porta può attraversare la linea di metà campo, si lascia attraversare le spalle fino in fondo, bella la palla per Jurevicius, bel gioco, 6-5, 5-2, palla in terra, Bellina e poi Trepagna, chiude fuori Trepagna, non va, si scodella il pallone, vediamo Bellina resistendo, appoggiando la spalla per non subire l'avversario, dentro, vediamo, porta, ecco sì, adesso va a cercare Renzi, fallo subito e Canestro, l'aeroplano di Renzi, anche perché ha fatto una gran cosa Renzi. Jurevicius colpito da tutte le parti, porta Trepagna, libero da 3 punti, ecco la firma, Jeff Trepagna, 7 secondi da tirare ovviamente, no, mi sta fuori, Bellina carica il tiro da 3 e lo mette proprio quando l'uomo addosso. Direi che il bottino più alto per Bellina, 16 punti non li aveva mai fatti quest'anno. Risponde dalla parte di là Ferri, ma oramai la partita è andata, visto che quando le partite contano dopo ci sono le sorprese. Vediamo Bellina che va, una volontà a schiacciare Federico Bellina, 18, top stagionale per Federico Bellina.